No, no, perché la formazione che utilizzerò sabato sarà in base sicuramente a chi sta meglio e soprattutto anche in base a quello che potrà presentare il Bari, e tenendo in considerazione però anche le tre partite ravvicinate, quindi sicuramente bisogna utilizzare un po' di logica in più magari rispetto ad altre volte, anche se la partita più importante è quella di sabato, perché arriva prima. Cutolo come sta? Cutolo sta bene, ha iniziato mercoledì praticamente ad allenarsi con la squadra e è riuscito ad acquisire quella, come posso chiamarla, quella sicurezza, ecco, e quindi sarà della partita, farà parte dei convocati e quindi della partita. Senti, te l'hanno già chiesto alla ripresa un po' degli allenamenti, però io te la riformulo la domanda. Senza Cuffa, cosa cambia? Si ritorna un po' a quelle che erano le prime partite di campionato come tipo di, come dire, di equilibrio del centrocampo, di necessità di trovare le cose, perché ti manca proprio l'uomo, come dicevi, uno dei tre assi importanti della squadra. E in questo senso che tipo di lavoro, cioè che tipo di compensazione ci può essere? Di cosa vai alla ricerca? Di un giocatore che sia capace di fare tutte e due le cose, interditore ma anche costruttore di gioco. Allora, sicuramente quello che ci verrà a mancare è l'esperienza, perché l'esperienza che Mattias metteva in questa squadra era tanta. E l'esperienza intendo la parola al momento giusto, al posto giusto, e anche il fatto di poter dettare i tempi, perché di mezzo al campo si può accelerare o si può rallentare in base anche al momento della partita. Poi è anche vero che noi abbiamo dei ragazzi, è vero, giovani, quindi non esperti, ma che hanno qualità. E non penso proprio che noi siamo quelli di 2 mesi fa, ma penso che anche loro siano cresciuti, anche perché magari non costantemente, ma spesso hanno giocato e quindi un po' di esperienza in più ce l'hanno, ma soprattutto un po' più di consapevolezza di com'è questo campionato e delle difficoltà di questo campionato e anche dei ritmi che questo campionato ha. È vero che ci manca il giocatore d'esperienza, non si può... Mattias per noi è difficile da sostituire, quindi qualcosina lì in mezzo cambierà e lì abbiamo bisogno ancora un attimo di pazienza perché visto che abbiamo trovato il giusto equilibrio, non è facile in giro di pochi giorni ritrovare quella tipologia, quella situazione di gioco che avevamo raggiunto, insomma. Però io sono convinto che, anche perché ho fiducia dei miei giocatori e quindi sono convinto che a presto, magari in maniera un po' diversa, ritroveremo lo stesso Padova delle ultime partite. In fondo il gioco del calcio è un gioco di squadra, quindi è fatto tutto di ingranaggi che si devono incastrare e a volte magari ci vuole un pizzico di pazienza e un po' di tempo in più. Io non so se abbiamo fatto un passo indietro, sicuramente so che i ragazzi vogliono fare un passo avanti, quindi in queste partite ci serviranno per ritrovare magari quella giusta armonia fra i reparti. Ma in che senso tu dici che abbiamo fatto un passo indietro, cioè sul fatto di averlo perso? No, perdere un giocatore di esperienza lì in mezzo al campo. In fondo le prime 2 partite di campionato lui non c'era, avevamo fatto un po' più di fatica. È coinciso un po' il cambio di marcia della squadra proprio con il suo innesto, no? E se uno sabato va a valutare la partita, quella con la Povercelli, fino al 70esimo praticamente c'è stata una sola squadra in campo che ha stradominato, uscito lui la squadra ha incredibilmente perso l'equilibrio. Perso o l'equilibrio, la sicurezza, io non lo so, però insomma abbiamo lasciato molto alla Povercelli, quindi probabilmente Mattias, oltre che un valore tecnico, aveva anche un valore mentale, un
un vero valore psicologico anche per i compagni. E stiamo lavorando e ricercheremo una situazione che possa andare a colmare questa grossa perdita. Schema tattico? Schema tattico più o meno quello di sabato scorso, che è più o meno quello del sabato prima, che è più o meno, più o meno, ma non è uguale. No, perché le caratteristiche dei giocatori fanno un po' modificare il sistema di gioco. Quindi i giocatori che sceglierò sono sicuramente quelli che potrebbero magari mettere in difficoltà i bravi in alcune situazioni, ma che devono comunque dare un equilibrio alla squadra. Non te lo dice proprio. Ho capito, Ma non per quello pensi tutte le volte. sì, speriamo per altre 32 volte. Senti, cambiando un attimo il discorso, cosa hai detto, cosa ti hanno chiesto e cosa hai detto agli azionisti ieri sera? È stata una cosa molto curiosa, io non mi era mai capitato, è una cosa curiosa. Io ringrazio il Presidente che mi ha così invitato a questo incontro, che poi ha proseguito in una cena molto, molto tranquilla, molto serena, ed è normale che sono stato presentato intanto a tutti quanti. E poi spero di aver soddisfatto i dubbi o le domande o le curiosità di queste persone. Qual è, se ce la puoi rivelare, la domanda più che ti ha messo un pochettino, se vogliamo, in difficoltà, oppure se invece ti aspettavi che ti chiedessero cose come... No. Come ti chiedono i tifosi? Sì, io mi sono messo a completa disposizione perché giustamente il mio lavoro deve essere così, non è mio, non ci sono segreti quindi tranquillamente può essere spiegato, e tante volte magari nella spiegazione, così come io avevo raggruppato tutto ad agosto in un'unica parola, che era la parola pazienza, probabilmente se avessi spiegato cosa volevo dire con quella parola, probabilmente la gente avrebbe capito magari anche prima. E quindi lunedì sera è stato un momento per poter magari spiegare il metodo di lavoro, la filosofia, il periodo di forma o magari di difficoltà di alcuni giocatori. È stato un incontro molto piacevole, ripeto, ringrazio il Presidente perché mi ha dato la possibilità di vivere un momento nuovo, però curioso ed interessante, io penso per ambe due le parti, cioè per me e per loro. E invece dai tifosi come ti trovi? Cioè, sinceramente aspettavi un tifoseria così? Si sono tutti uguali in Italia, ma anche no forse. Ma ne avevo parlato forse la settimana scorsa, adesso non ricordo bene quando, molti giocatori si diceva che qui era difficile giocare, no? Sì, te lo dicevi tu, sì. Dopo le prime apparizioni sicuramente era diventato difficilissimo giocare, però io così, parlando proprio con voi, e qui siete stati anche voi bravi a proporre quello che magari io, o a trascrivere quello che io avevo detto, probabilmente sono arrivati dei messaggi a questi amanti di questa squadra, quindi proprio i veri sostenitori, che hanno secondo me cambiato modo di vedere la squadra di quest'anno, e hanno cominciato a sostenerla, a riempirla d'affetto, e questo ci ha dato veramente una grande forza, ma noi lo sentiamo tantissimo durante la partita. Tutto domani mi dispiace che per un po' di minuti stavano in silenzio. Minuti di silenzio. No, dispiace perché un allenatore è normale che cerca di sostenere la squadra, ma quando ce ne sono altri 10.000 che sostengono i propri giocatori, i suoi giocatori, sicuramente è un punto di forza. Però sono situazioni quelle che sono un po' imbarazzanti anche a commentarle. Poi quello che ne è conseguito, quindi stare da una parte o dall'altra quando non si conoscono bene le situazioni, perché quello che è successo è una cosa, penso che non sia nata l'altro giorno, ma è una cosa vecchia, e io sono qua da pochi mesi, quindi non sono in grado di commentarla, o è meglio, preferisco non commentarla per non creare altre situazioni imbarazzanti, anche perché so che il nostro Presidente è una persona molto attenta e quindi sta cercando di
come posso dire, Mediare. di mediare forse. Però ecco, no, la nostra tifoseria è una tifoseria, ma anche in queste ultime partite, ma anche quando camminiamo per mare, sento anche i miei giocatori che stanno proprio vivendo questo momento in maniera positiva, anche grazie alla serenità e alla tranquillità che la gente gli dà in qualsiasi luogo dove li incontrano, prima delle 11 di sera. Senti, spogliati per un attimo dei panni dell'allenatore del Padova. Se tu fossi Torrente, di che cosa ti preoccuperesti della tua squadra, della squadra avversaria in questo momento, del suo entusiasmo, del fatto che gioca appunto anche se c'è questa anomalia dei primi 20 minuti, oppure anche del fatto che tu comunque puoi variare più moduli di gioco nella stessa partita? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere per non dare dei vantaggi, per non dare dei vantaggi all'altro allenatore. Noi se racconti i punti di forza del Padova do dei vantaggi all'altro allenatore. Ma che partita prevedi domani? Partita giocata fino all'ultimo secondo per tanti motivi, perché loro vogliono vincere e noi vogliamo vincere, perché loro sono una squadra che non demorde mai e la stessa caratteristica ce l'abbiamo noi. Noi siamo una squadra che sta molto bene, loro è una squadra che sta bene. Noi abbiamo fatto tanti punti, tanti quanti loro, e quindi ne usciva fuori una bella partita. A proposito dei tanti punti, ieri Baraldi ha detto, facendo il primo bilancio delle prime 10 giornate, ha detto che questa squadra personalmente è arrivata al di là delle aspettative, 1,8 punti a partita. Tu condividi questa posizione, questo pensiero? Se vinciamo domani sì, nel senso che bisogna, io così come ho chiesto ai miei giocatori e penso che loro lo stiano capendo, bisogna sempre pensare al presente, quello che è stato fatto fino a ieri è passato. Già domani non vincendo, già quella media viene cancellata. Quindi i numeri sono importanti perché fanno capire molte cose, però l'allenatore e la squadra non hanno mai il tempo di pensare ai numeri, ma devono velocemente chiudere la partita e pensare subito alla prossima, perché così riesci a rimanere concentrato, riesci a ricimolare tutte quelle energie necessarie che ti portano a prepararti nel migliore dei modi alla gara. Poi ripeto, i numeri sono importanti, certe frasi, insomma, certi commenti sono sicuramente fanno molto piacere, ti aiutano a lavorare meglio, però noi non abbiamo il tempo, non dobbiamo avere il tempo di guardarci, perché appena alzi un attimo la testa rischi, così come è successo anche sabato negli ultimi 20 minuti. Testa bassa e lavorare, sempre. E domani invece che inizio prevedi in partita? Ma non lo so, domani una partita secondo me sarà equilibrata dal primo all'ultimo minuto. Senti, vabbè, non ci dici molto, non vuoi dire svelarci qua, però almeno dici, domanda, dimmi solo sì o no. Qualche rientro ci potrebbe essere? Sì. Penso. Grazie. Ecco, prima hai detto... Vi ho detto tutto allora. Prima ci hai detto troppi Cosa ho fretta, già capito? ci hai detto troppi fretta i nomi, se dici più piano, se io più 11 con calma. Sì, ma sicuramente chi scenderà in campo per dare il meglio di sé, perché anche questa settimana i ragazzi sono allenati in maniera favolosa. Forse anche quel riferimento di Baraldi era molto legato a questa cosa. La squadra, voi penso la potete vedere tutti i giorni perché gli allenamenti sono aperti, tranne l'ultimo, tutti gli altri giorni sono aperti a tutti i tifosi. La squadra si sta allenando molto bene e anche sopporta i carichi di lavoro. L'infermeria, visto che c'è qua Ivo, è spesso vuota, vuol dire che la squadra ha voglia di lavorare, ha voglia di migliorare e di crescere. Questi sono aspetti importanti. Poi magari puoi passare da un pareggio, però la continuità dei risultati te la dà la settimana quella vera di lavoro intenso, e la mia squadra si sta allenando bene da tanto tempo. In tema di entusiasmo, passare da 4 partite vinte su 5, 5 su 6, comincia a essere qualcosa di esponenziale più che di normale, più uno, nel senso deve essere
qualcosa. Ma noi cerchiamo tutti i verdetti del campo, è normale che noi cerchiamo di condizionare quei verdetti, cercando di fare una buona prestazione, rispettando naturalmente l'avversario. Questo è un po' quello che noi a Brescia ci diciamo spesso. Volevo chiederti se ti era mai capitato di avere nelle tue squadre un centravanti che dopo 10 giornate non ha ancora segnato un gol, e secondo te in cosa può migliorare Granocchio per arrivare a sbloccarsi, perché insomma al di là del lavoro che fa un attaccante, per un attaccante insomma il gol è tutto o quasi. Ma io credo che se è un problema lo è solo per lui. Io sono contentissimo del lavoro che sta facendo, e anche perché se la squadra fa gol in questo momento spesso è grazie ai suoi movimenti, perché se Cutolo e Farias, così come i centrocampisti, hanno trovato via del gol, molti di quei gol sono stati fatti proprio sui suoi spazi creati, sui suoi tagli. Quindi è un giocatore che per la squadra, per l'egemonia del gioco è un giocatore importante. Poi è normale che a tutti piace fare gol, però io sono allenatore, a me non interessa chi faccia gol, interessa invece che la squadra vinca, e quindi per me non è assolutamente un problema, anzi, se continua così io sono comunque contento. Quando c'è stato il cambio di rotta, no? Quando sono cominciate ad arrivare queste vittorie, nel primo periodo tu insomma valutavi, no, quello che stava succedendo e ti trovavi di fronte a questo rendimento della squadra che non faceva, o comunque che non riusciva ancora a mettere in pratica le tue direttive. Volevo chiederti se nel momento più difficile tu hai avuto mai l'impressione che la situazione potesse non girare come è girata successivamente, cioè nel senso che noi, molti penso si chiedono perché due autorevoli organi di informazione come Sky e la Gazzetta dello Sport mi hanno inserito fra le squadre addirittura favorite per la vittoria finale. Ecco, quello che volevo chiedere, secondo te, dopo 2 mesi e qualcosa, non so quanto sia passato, quale può essere il valore della squadra? Può essere ragionevole dire che è una squadra che possa lottare per i playoff a certe condizioni? È una squadra da metà classifica in su? È una squadra da salvezza? È una squadra, insomma, che tipo di valore può avere questo gruppo? Allora, in questo momento la squadra non ha un valore ben preciso, perché è una squadra fatta da tanti ragazzi giovani, e quindi è una squadra che non ha un valore ben preciso, cioè è difficile collocarla, perché tutto dipenderà da quanto si riesce a crescere, e questo fattore di crescita viene dato da partita dopo partita. E poi il campionato di Serie B secondo me non prevede la più forte, la più titolata, a meno che non sono squadre allestite come possono essere stata, non so, l'anno scorso la Sampdoria e quest'anno il Verona, che hanno dei valori, dei mezzi nettamente superiori, però tutte le altre sono squadre che possono arrivare ovunque o possono finire ovunque. Quindi nella mia vita io ho imparato a guardare molto il presente, scusate se spesso lo ripeto, però è la verità. Guardare troppo lontano poi si rischia di perdere magari quelle sfumature o quei particolari che ti aiutano a migliorare e a crescere, no? Invece pensando molto al presente riesci sempre comunque a metterti in discussione ogni volta e a ritrovare quell'entusiasmo che ti aiuta a curare anche i particolari, ed è quello che sta facendo adesso la mia squadra. Nel primo mese sicuramente i miei giocatori sono andati incontro delle problematiche, perché venivano da tanti posti diversi, con metodi diversi di lavoro e con filosofie diverse. Io quando predicavo pazienza è perché vedevo la squadra che aveva voglia e cominciava a allenarsi bene, ma era una cosa naturale che non si trovassero. Oggi i miei giocatori giocano con più serenità perché riescono a trovarsi anche di più e cominciano a conoscersi, cominciano a conoscere i pregi e i difetti dei compagni, e quindi sanno chi vuole la palla nei piedi, chi invece vuole la palla più lunga, o chi è magari un po' più veloce e chi è meno veloce. Quindi è proprio un fattore normale, perché in un gioco di squadra il tempo è quello che aiuta poi a risolvere alcune problematiche. Poi invece se 2 mesi fa
fossimo andati incontro a delle situazioni di comportamenti scorretti o poca disciplina o poca voglia di allenarsi o poca professionalità, è normale che a quel punto io mi sarei posto delle problematiche più serie, ma io di problemi non ne vedevo. No, perché a me colpiva molto il fatto, no, che, ripeto, autorevoli commentatori, testate giornalistiche inserissero appunto il Padova, probabilmente anche un po' sulla scia dello scorso anno, perché era una squadra lo scorso anno costruita spendendo 3 volte tanto, ovviamente con tutto un altro tipo di filosofia, e che insomma ha lottato fino alla fine, quantomeno per i playoff. Adesso quest'anno è stata ricostruita completamente, da una parte c'erano i tifosi e la maggior parte dei commenti erano pensiamo a salvarci, dall'altra parte invece Padova ha costruito fra le più forti. Allora, voglio dire, l'equilibrio, cioè, in quello che hai detto tu, che non è un valore definibile, cioè nel senso che si vedrà andando avanti. Cioè, ma su quale base hanno detto che Padova doveva vincere il campionato? No, no, vabbè, fra le prime 3-4. O le prime 3-4, su quelle basi quando... No, quello non dicevo cioè, sulla carta ci sono tanti giocatori interessanti, però dopo insomma... spegniamo i microfoni e parliamo No, ascolta, io voglio dire una cosa però, facciamo anche il discorso di Dimitri. Quest'anno c'è una cosa anche diversa però, che voi avrete un mese di pausa. Quindi non pensi anche che siano 2 campionati in uno, nel senso che mentre gli altri anni vabbè, c'era la pausa di Natale, ma qui arriva dopo la prima di ritorno, un intero mese dove tra l'altro ci sarà molto movimento di mercato, forse bisognerà anche rifare un certo tipo di preparazione in previsione poi dei terreni più pesanti. Ecco, tu non pensi, e visto che si colloca anche alla fine del girone d'andata, che ci sia un primo campionato che arriva fin lì e poi il secondo vero campionato, proprio perché c'è questo... Che forse tra le iniziative potrebbe essere indipendente dal primo. Esatto, che potrebbe essere un secondo, come si è visto peraltro anche l'anno scorso a Sampdoria quello che ha fatto, ma forse... Noi non conosciamo questi effetti, perché è la prima volta che succede, quindi non possiamo conoscere cosa può portare questa lunga sosta. E la cosa positiva è che il mercato non condizionerà le partite. Questa è una cosa che secondo me penso è stato uno dei motivi per cui abbia, oltre la temperatura, perché in quel periodo si giocano partite con 0 gradi, addirittura l'anno scorso alle 20:30 di sera, e quindi a volte alcuni risultati non avevano non davano il giusto valore alle squadre. Quindi secondo me questa è una cosa molto positiva. Poi gli effetti io penso che nessuno li possa conoscere, si possono prevedere ma non sono mai vicini poi alla realtà. Io non sono in grado di prevedere se è un aspetto positivo o negativo, oppure se sono 2 campionati spaccati o meno, perché se una squadra ha 15 punti di vantaggio voglio vedere se sono 2 campionati spaccati. Quindi non lo so, dico la verità, non lo so. Perché siamo solo alla 10ª giornata, ne mancano 12 alla fine dell'anno. C'è anche il periodo natalizio, dove si gioca 3 partite, è la prima volta. Sicuramente creerà un po' di disagio, magari non tanto magari noi italiani, ma gli stranieri, perché non riescono a passare quel periodo insieme alla famiglia, ed è la prima volta. Quindi non conosciamo, non sappiamo, però visto che è uguale per tutti, quindi nessuno è avvantaggiato e nessuno è svantaggiato. Sarà avvantaggiato. Al di là, mister, della partita di domani, abbiamo rivisto Babacar che è tornato insomma in città. Ho letto anche cosa aveva detto. È quello, facendo dei proclami, perché forse è meglio se spegniamo il video lì. Vediamo il video. Dai, tanto abbiamo finito, no? Dai, posso spegnere?